Genitori di una scuola elementare di Treviso sul piede di guerra contro una maestra negazionista, presidio davanti all'istituto dove sono intervenuti anche il sindaco e i vigili e la vicenda arriva in prefettura. Omicidio di Vittorio Veneto, si aggrava la posizione del 44enne che ha ucciso Luciano Dallava e ferito la donna per la quale aveva perso la testa. Secondo gli inquirenti voleva uccidere anche lei. Mentre si attende dal governo il giro di vite su Natale con l'Italia in zona rossa, Zaia incontra i sindaci delle città capoluogo, vomitevole il commento sulla ressa vista nel fine settimana. A Treviso sul tavolo diverse misure da adottare nel prossimo weekend, oltre alle transenne in Calmaggiore l'ipotesi di via Roma contingentata. Non siamo Bergamo, l'ULSS 2 definisce infondate le polemiche su disservizi e mortalità all'ospedale di Montebelluna annunciando querele, stamane sit-in del PD davanti al nosocomio. Da metà gennaio fino a giugno il piano di vaccinazione anti-Covid illustrato dall'assessore regionale alla sanità Lanzarina, 184.000 dosi per il primo lotto. Stamane il vertice sul trasporto scolastico per la ripresa delle lezioni alle superiori, necessari nuovi dati per stilare un piano che risulterà comunque molto complesso attuare. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano un caso che sta diventando di ora in ora nazionale. Genitori di una scuola elementare trevigiana sul piede di guerra contro una maestra negazionista. Questa mattina presidio davanti alla scuola, è dovuta intervenire anche la prefettura. C'è avuto una segnalazione da parte del sindaco e fatalità, siccome al tavolo c'era anche la dottoressa Sardella, le ho chiesto di sentire ovviamente il dirigente scolastico e capire meglio i contorni della vicenda. È arrivata sul tavolo della prefettura la vicenda di una maestra delle scuole elementari Giovanni XXIII di Treviso che, da quanto riportano genitori e alunni, non seguirebbe fino in fondo le disposizioni anticontagio previste. Stamane un gruppo di mamma e papà ha organizzato un presidio fuori dall'istituto, sono loro stessi a spiegare cosa stia accadendo. C'è un insegnante che, pur avendo presentato un certificato che insomma in sostanza prevede che possa usare di meno la mascherina, ma dovrebbe usare comunque una visiera, tendenzialmente in classe non la indossa, dice ai bambini più piccoli che non serve, che tanto muoiono solo i vecchi, fa unire i tavoli, insomma ha un comportamento che non è previsto dal protocollo Covid e non indossa appunto comunque le misure che dovrebbe usare da protocollo, cioè la maschera. Abbiamo dovuto chiamare il sindaco perché era stata già avvisata la dirigente scolastica da 3 settimane. Purtroppo questa insegnante non è stata mandata via o non sono stati presi dei provvedimenti. Chiamato dai genitori sul posto è arrivato anche il sindaco Conte che ha avuto un confronto con l'insegnante. Sono personalmente intervenuto, abbiamo fatto arrivare sul posto anche una pattuglia della polizia locale, è stata identificata questa insegnante sulla base anche delle testimonianze dei colleghi, dei genitori e da quanto viene pubblicato nei profili Facebook abbiamo ritenuto necessario segnalare questa persona alla prefettura perché gli sforzi che stiamo facendo per tutelare la nostra comunità, in particolare i bambini, sono davvero enormi e pensare che si possa buttare via tutto con delle politiche negazioniste all'interno di un istituto scolastico nella mia città non è assolutamente tollerabile. L'ufficio scolastico provinciale ora dovrà andare in fondo alla vicenda. E adesso con la dirigente scolastica e con il prefetto si deciderà il da farsi. Io credo che una persona che in questo momento ha quel tipo di pensiero non possa insegnare all'interno di un istituto scolastico. Torniamo sul fatto di sangue che ha sconvolto Vittorio Veneto nella serata di sabato, omicidio e tentato omicidio aggravato. Sono queste le accuse contestate a Giovanni Maria Cuccato, il 44enne che ha ucciso Luciano Dallava. La donna era letteralmente terrorizzata perché era consapevole di essere scampata così a un omicidio. Negli occhi della 39enne nigeriana rimangono quelle terribili immagini di quei fendenti contro l'amico e contro di lei.
Oggi Joy è rimasta chiusa in casa, ancora sotto shock, assieme alla famiglia. L'abitazione si trova a 2 passi dal luogo dell'aggressione. Si è chiuso nel silenzio anche il fratello della vittima, che non ha voluto dire nulla. Una tragedia della gelosia, una follia finita nel sangue. Questa è la certezza, ma ora le indagini che devono chiarire ancora molti aspetti di questa pagina dell'orrore. Questi fatti, l'assassino, invaghito della 39enne nigeriana, ha trovato la donna e la vittima, Luciano Dall'Ava, in auto insieme. Ha pensato che ci fosse insomma una storia tra loro due e li ha aggrediti insieme. Prima la donna, trascinandola fuori dalla macchina della vittima, e successivamente si è accanito con la vittima che appunto è stata coltellata più volte. Ha rincorso la donna che è riuscita a fuggire verso casa mettendosi in salvo. Lui è tornato nel luogo dell'aggressione. Vittima che probabilmente era agonizzante, c'è stata forse, dico forse perché questo insomma è da accertare, un'ulteriore colluttazione però tra una persona che oramai rantolava e lui che invece probabilmente voleva accertarsi che alla fine fosse morto, e poi insomma lui è scappato e si è allontanato definitivamente. Il coltello insanguinato ora nell'auto dell'assassino. Ha detto di aver avuto l'arma perché stava effettuando un trasloco. Su questo sono ancora in corso accertamenti rispetto alla versione che ha fornito, cioè che appunto stesse cambiando casa, e quindi questo appunto farà parte degli accertamenti successivi. Omicidio e tentato omicidio aggravati sono le accuse mosse a Giovanni Maria Cuccato, 44 anni, che si trova ora nel carcere di Santabona. Fra l'assassino e la vittima c'erano legami, si conoscevano? Anche su questo stiamo facendo accertamenti. Al momento pare che non ci fosse una conoscenza, diciamo, approfondita tra i due. Sul corpo della vittima è stata disposta l'autopsia. La cronaca del contagio con la seconda tabella di giornata, che parla di 3.414 nuovi casi su tutto il territorio regionale, 1.653 nella giornata di oggi. Nella Marca parliamo di 766 nuovi casi di positività al virus, 252 nella giornata di oggi, 19 i decessi. Soggetti tra i 49 e i 94 anni. Il 49enne, dicono dall'ULS 2, aveva un quadro pluripatologico. Questa quindi la situazione, la contabilità. In questo contesto che rimane di alto stress sulle strutture sanitarie si inserisce il dibattito sulle misure di Natale con il CTS, che proprio oggi ha parlato della necessità di nuove misure rigide a Natale. Si parla persino di una zona rossa nelle ore in cui Londra, per esempio, ha dichiarato il lockdown da mercoledì, sulla falsariga di quanto sta avvenendo in Germania. Questa quindi la domanda che vi facciamo questa sera, questo è il nostro sondaggio. Natale meglio, tutti in zona rossa? Come sempre una domanda molto diretta. 0422 1626 691 se la vostra risposta è sì, 0422 1626 690 se la vostra risposta è no. La chiamata è gratuita. L'esito del sondaggio questa sera a Ring con Ferdinando Avarino. E il tema degli assembramenti è stato affrontato oggi dal governatore Zaia a Marghera. Zaia che ha annunciato anche un provvedimento che verrà concordato con i sindaci. Guardate che lo spettacolo immondo di tutto quello che è accaduto in giro per l'Italia, anche in Veneto, nonostante la crisi, nonostante il collasso che sta subendo la sanità, è indescrivibile. Il tema degli assembramenti visti nel fine settimana è stato al centro dell'incontro convocato dal presidente Zaia con i sindaci del Veneto per trovare misure comuni con eventuali provvedimenti adottati dal governo che saranno la base di partenza. Ne verremo fuori con una soluzione che poi vi confermerò alla volta, penso, di domani, e cercheremo di capire cosa fare, fermo restando che immagino che anche a livello nazionale qualcosa si farà. Zaia che ricorda come il divieto di assembramento sia previsto non da un DPCM ma dalla legge dello scorso 16 maggio. Faremo un'ordinanza che impone l'applicazione della legge di maggio. Sul fronte contagi e ricoveri i dati mostrano un timido rallentamento nella crescita della curva, ma la pressione sugli ospedali rimane ancora molto forte. In area non critica si registrano 1.000 ricoverati in più rispetto al picco di marzo, 17 in più in terapia intensiva confrontando la situazione della scorsa primavera. La pressione sanitaria comincia a essere una pressione importante.
Abbiamo delle province che la subiscono ancora di più, in primis Verona, che purtroppo ha la maglia nera in questo momento. Per quanto riguarda la scuola, se da un lato il governatore spiega deve essere in presenza ma in un quadro epidemiologico sicuro, sono molti docenti e genitori che segnalano come in caso di una positività in classe non vengano eseguiti a scuola i tamponi su alunni e insegnanti. È comunque grave perché è un disservizio e a noi interessa niente. Mentre restano invariate le linee guida nella gestione delle classi in presenza di casi positivi. Il protocollo che abbiamo presentato qui l'altra volta, qualche tempo fa, quando l'abbiamo avviato, non è stato modificato. E una prima riunione si è tenuta nel pomeriggio proprio tra Zaia e i sindaci dei comuni capoluogo. Presente anche il sindaco di Treviso Mario Conte, che guarda al weekend pensando a nuove restrizioni. I numeri all'interno delle strutture ospedaliere sono preoccupanti perché sono sotto stress, più di 105 sono i ricoverati, 25 persone in terapia intensiva, quindi credo che sia necessario arrivare a qualche restrizione maggiore. Guarda inevitabilmente al prossimo weekend prenatalizio pensando a un ulteriore giro di vita il sindaco di Treviso Mario Conte, reduce dall'incontro pomeridiano con il governatore Zaia e gli altri colleghi dei comuni capoluogo del Veneto, dove tra sabato e domenica si sono concentrate scene di ressa. Governatore e primi cittadini che restano in attesa di decisioni da parte del governo e che si aggiorneranno già nelle prossime ore. Insomma, per il momento nessuna linea comune. Di certo Treviso, lo dicono i numeri, è stata tra le città maggiormente prese d'assalto. Sia sabato che domenica i numeri delle auto in entrata nella nostra città sono state attorno ai 70.000 auto. E così per il prossimo fine settimana il primo cittadino, se da un lato sembra confermare il contingentamento per Calmaggiore, dall'altro studia limitazioni anche per via Roma, ma non basta certo mettere una transenna, servono operatori di polizia e volontari. Stiamo studiando delle soluzioni anche per quel tratto là, ma se è già difficile da un punto di vista organico chiudere il Calmaggiore, figuriamoci se dovessimo arrivare fino a Ponte San Martino. Significa aumentare di molto la necessità di persone a disposizione. E che la città a causa Covid sia cambiata lo dice anche la classifica annuale del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, dove Treviso perde ben 21 posizioni, dall'8ª alla 29 in 12 mesi. Credo che la classifica di quest'anno sia fortemente condizionata dal fattore Covid, perché tutte le città maggiormente colpite hanno avuto purtroppo una ripercussione dal punto di vista della classifica, lo testimoniano anche i dati. Ancora cronaca subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta, dicevamo prima della pubblicità, sempre più serio e concreto il rischio di un lockdown a Natale, abbiamo sentito a riguardo i trevigiani. Per stare meglio tutti quanti, per me va bene, ecco, io non mi oppongo a questo, anche se sono giovane mi piace fare un giro. Visto che il problema è molto sentito da tanti, anche se chiudono, condivido un Natale diverso. Beh, io sono d'accordo, guarda, perché secondo me è giusto che chi di dovere faccia rispettare le regole. Hanno ragione, perché c'è troppa gente in giro che se ne strafrega delle norme, va bene? Ieri ai Buranelli c'erano un ammasso di ragazzini che fumavano tutti quanti senza mascherina, con la mascherina abbassata, e alle 8 di sera c'erano dei ragazzi che mangiavano la pizza e non si potrebbe fare. Io sarei d'accordo con la chiusura, perché se si è visto che le persone non sono in grado di autogestirsi è anche giusto che il sindaco o il presidente della regione intervengano. Io sono completamente in disaccordo. Uno, perché sicuramente bisogna aiutare le piccole imprese, gli esercenti del centro. Il problema secondo me non era oggi, ma era la prevenzione che non c'è stata ad agosto, quindi non avendo fatto tutto da marzo ad oggi nulla, adesso ne paghiamo le conseguenze. Penso che i poveri commercianti abbiano bisogno di lavorare e ci voglia sicuramente un po' di buonsenso da parte di tutti. Bisognerebbe stare a casa, bisognerebbe stare a casa, però per la chiusura penso che bisogna comunque lavorare. La gente deve riposarsi e rispettare le regole e volersi più bene, che siamo in un momento tragico, la gente questo non vuole ammetterlo. Clima teso, tesissimo attorno all'ospedale di Montebelluna, con l'ULSS 2 che annuncia addirittura querele.
Noi non siamo certamente Bergamo. Gli obitori della Marca non sono al collasso e l'ospedale di Montebelluna regge il pur gravoso compito di far fronte ai pazienti non solo del proprio comprensorio ma anche della Castellana. Infondate per il direttore generale Francesco Benazzi le polemiche uscite su organi di informazione e riprese dal Partito Democratico. Noi saremo costretti a prendere le dovute distanze, ma soprattutto a prendere iniziative anche legali. PD che questa mattina ha organizzato un presidio proprio davanti all'ospedale San Valentino. Il problema è che dai primi di novembre qui le sale operatorie, le rianimazioni, la preintensiva, tutto è stracolmo. Mentre prima ogni medico riusciva a curare 1-2 pazienti, oggi lo stesso medico ha necessità di curarne 10 pazienti. È evidente che non è possibile offrire la stessa qualità di cure. Noi chiederemo la convocazione di un consiglio comunale straordinario alla presenza del dottor Benazzi proprio per verificare se queste criticità sussistono. Ma la replica dell'ULSS 2 non si fa attendere. Noi riusciamo a garantire assistenza a tutte le persone Covid che arrivano? L'ospedale di Montebelluna ha sempre dato le cure a tutti i pazienti che hanno richiesto aiuto. Una quarantina in ospedale a Montebelluna, i decessi complessivi a novembre. Sono decessi non solo dell'ospedale ma da tutto il territorio che noi riceviamo e conseguentemente sono più elevati, è ovvio che lo siano. La giornata del 30 novembre circa sono state portate alcune salme al cimitero del comune di Montebelluna che gentilmente ci ha offerto questa disponibilità. Sono circa 12 salme. Da Montebelluna a Treviso, anche qui situazione in obitorio gestita senza criticità. In questo momento comunque la situazione è tipica per la stagione, in particolare tipica in un periodo come questo dopo un ponte come quello dell'Immacolata in cui rallentano i funerali. I posti quindi all'interno dell'obitorio non sono saturi. 3 le salme che permangono in obitorio su disposizione dell'autorità giudiziaria. È vero che alcune salme sono state poste in chiesetta, che è una situazione più che decorosa, ma questo è dovuto anche per venire incontro alle esigenze familiari, dei familiari, in quanto molti familiari, o perché sono lontani o perché sono magari messi loro stessi in quarantena, ci chiedono di posticipare il funerale. C'è poi il nodo dei trasporti, questa mattina il punto. Trasporto scolastico, interlocutorio, il tavolo convocato in prefettura per discutere uno dei punti focali del ritorno a scuola dei ragazzi delle superiori il 7 gennaio. A confronto comuni, provincia, regione, ufficio scolastico provinciale, motorizzazione e MOM, ma i dati a disposizione sono ancora insufficienti per predisporre un piano. Io ho esposto il piano di mobilità di Marca, ovviamente ci sono delle variabili che sono il numero dei ragazzi che usufruiranno il mezzo pubblico che non sono certe, quindi io ho dato i dati che abbiamo in questo momento, ma sono dati presunti. La Regione Veneto sta completando un questionario che ha inviato ai ragazzi tramite gli istituti e abbiamo aggiornato poi la riunione a venerdì prossimo, quando avremo dei dati più precisi rispetto ai ragazzi che utilizzeranno il mezzo pubblico. Di fatto, con lezioni in presenza per il 75% degli studenti e bus che viaggiano a capienza parziale, per far fronte al fabbisogno totale MOM dovrebbe mettere in campo oltre 200 autobus in più di quelli che schiera attualmente. Ma stringere accordi con i privati, senza numeri certi e con tutte le variabili legate alla pandemia non è semplice. Da qui la ricognizione legata innanzitutto alle intenzioni delle famiglie. I numeri dei ragazzi che prenderanno le APU saranno determinanti per capire la capacità dei nostri mezzi e quindi il numero di mezzi dei privati necessari per fare il servizio. È di 2 feriti il bilancio di un incidente davvero rocambolesco avvenuto nel pomeriggio poco dopo le 15:30 a Villorba lungo la Postumia. A scontrarsi per cause in corso di accertamento 2 auto, una delle quali si è capovolta sull'asfalto e si è incendiata sul posto. Alcune squadre dei vigili del fuoco di Treviso, il SUEM 118 con elicottero e ambulanze, viabilità completamente in tilt. Una ragazzina scende dallo scuolabus e pensa di essere seguita da un furgoncino. Ha paura di essere aggredita o rapita, lascia lo zaino a terra e corre a casa. È accaduto a Falzè di Piave. La storia viene a galla per un post scritto su Facebook. Immediate le indagini da parte dei carabinieri. Una vicenda, va detto, che è ancora tutta da accertare. Nessuna denuncia per il momento è stata presentata, almeno formalmente.
Voltiamo decisamente pagina. Questa sera gli auguri poco fa del Vescovo Tomasi ai sindaci e amministratori della Marca, tutti collegati via streaming. Sentiamo cosa ha detto il Vescovo. Siamo costretti tutti insieme, e lo sapete meglio voi di me, a politiche di piccoli passi, quasi dei passi minimi. Ma una politica di piccoli passi è saggia e sapiente se chi guida sa dove andare, se ha almeno un'idea della direzione, se sa in che direzione tenere la barra diritta per dare un senso a quei piccoli passi, che sono faticosi e anche se piccoli però non devono essere un girare in tondo, andare avanti, andare indietro, ma comunque il camminare insieme in una direzione di bene. Vuol dire anche, e anche questo è ciò che vi auguro, di essere persone capaci di ascolto vero e profondo, perché è soltanto dal silenzio prima, dall'ascolto poi, che nascono le grandi parole. Sport, basket, impresa sfiorata dalla De Longhi a Treviso contro il Sassari, una sconfitta che brucia. Le due facce della medaglia, impresa sfiorata o enorme occasione persa. Comunque la si guardi, la gara nella tana di Sassari lascia più amari in bocca che soddisfazioni, soprattutto se si pensa alle 3 vittorie su 4 gare, ultimo ruolino di marcia importante stoppato in terra sarda, e se si osserva il primo quarto nel quale i ragazzi di Menetti hanno fatto il bello e cattivo tempo da 3 punti, chiudendo in vantaggio e dando l'impressione di potercela fare. Peccato poi per il crollo nel secondo quarto, appena 9 punti segnati, e nel terzo quarto concessi 33 punti ai sardi. Blackout ed errori che sono costati cari. Alla fine abbiamo fatto un grande sforzo in quarto per tornare in partita, penso che dobbiamo essere orgogliosi di quello, però alla fine c'è degli episodi sfortunati anche, ma anche da parte nostra di demeriti che hanno fatto sì che prevalesse. Proprio Achele è uno dei migliori di Treviso, dietro il magistrale professor David Logan nel giorno del suo grande ritorno a Sassari, per la prima volta da avversario, là dove fu una pedina cruciale per lo storico scudetto del 2015. La sua prova non basta, Treviso arriva a 1 centimetro persino dal sorpasso, prima che Sassari gestisca il vantaggio verso il 97-93. Gran risultato contro una contender per i piani alti, ma Treviso non può permettersi di giocare per la gloria. Adesso a Belluno. In apertura la tragedia di Arsier, con i 2 fidanzati morti nella notte a cavallo tra sabato e domenica a causa del monossido di carbonio fuoriuscito dalla stufa a legna che avevano acceso sabato per scaldare l'appartamento in ristrutturazione. Adriano Fauro, 52 anni del posto, e Sabrina De Pellegrina, 54 anni di Belluno, sono stati trovati privi di vita ieri pomeriggio dai vigili del fuoco e dai carabinieri, contattati dai familiari della coppia che non rispondeva al telefono. Il dramma si è rivelato agli occhi di soccorritori, ai quali, una volta entrati nell'abitazione, è apparso chiaro che non c'era più nulla da fare. La notizia ha fatto immediatamente il giro del paese. Adriano Fauro, che lavorava come operaio alla Idro di Feltre, lascia 2 figli. Sabrina De Pellegrin, originaria della frazione di Sopracroda e molto conosciuta in città Belluno per aver lavorato in alcuni locali pubblici in centro, lascia invece 3 figli. La magistratura ha già dato il nulla osta per la sepoltura. E continua a crescere inesorabile anche in provincia di Belluno la curva del contagio, sale pure il numero dei ricoveri in ospedale. L'unica cosa credo che sia possibile attualmente è di considerare da parte di ciascuno il massimo delle attenzioni possibili per evitare
per evitare quelle situazioni di potenziale contagio. I segni della pandemia in provincia di Belluno sono nei numeri quotidiani del bollettino diffuso da Azienda Zero integrato da ULSS e Dolomiti. Nella prima mattinata di oggi i posti letto Covid occupati nelle aree subintensive erano 139, 12 quelli nelle terapie intensive di Belluno e Feltre, mentre il numero delle vittime da inizio pandemia ad oggi ha raggiunto quota 304. Sono dei numeri veramente rilevanti, no? Rispetto alla nostra realtà provinciale e diciamo sono il segno più evidente della forte pressione a cui tutto il sistema è sottoposto. Se il tasso dei contagi continuerà a salire, si imporrà la necessità di un'attenzione non solo limitata a invitare, quanto a obbligare i cittadini ad attenersi a comportamenti consoni al periodo. Il contagio e il virus non guarda in faccia a nessuno e noi per primi, cioè ciascuno di noi deve essere, come si dice, consapevole o meno, orientato a dei comportamenti che minimizzino, diciamo, il contagio. Intanto dall'incontro di questo pomeriggio fra il presidente Zaia e i sindaci dei comuni capoluogo è emersa chiara la necessità di nuove restrizioni. Non si vedono soluzioni facili, abbiamo chiesto certezza nei ristori, commenta il primo cittadino di Belluno, che ha chiesto un supporto urgente per implementare il personale nelle case di riposo, oltre a un'organizzazione più snella per avere esito dei tamponi in tempi più rapidi per garantire la continuità del tracciamento. E sono decisamente finiti i tempi d'oro della qualità della vita a Belluno. Il dossier annuale del Sole 24 Ore, quest'anno pesantemente condizionato dalla pandemia, colloca il territorio al 46esimo posto, molto lontano dagli anni del podio del 1990 e dal quarto posto del 2018. Lo scorso anno il tonfo, confermato nel 2020 da una classifica dalla quale emergono le fragilità di un territorio, dallo spopolamento a un'economia che paga lo scotto totale delle infrastrutture. La classifica generale ha premiato invece Bologna, Trento e Bolzano. Ma ci sono anche dei segnali di fiducia. Vi mostriamo l'accensione dell'albero a Pianlonghi in Nevegalla. Umanità e resilienza, i simboli che possono essere attribuiti alla semplice pur significativa cerimonia di sabato sera a Pianlonghi rappresentano la voglia dei bellunesi di non mollare, di andare avanti anche con iniziative imprenditoriali pur nelle difficoltà. Abbiamo avuto il post-Vaia, abbiamo avuto il Covid, abbiamo avuto il maltempo di questi giorni che a Belluno ha fatto più danni che addirittura che con Vaia dal punto di vista economico, e i problemi sul Nevegale da tante altre parti, quindi è stato sicuramente un anno veramente molto difficile. Sotto il tendone, riparato a tempo di record in seguito ai danni causati dal forte vento dello scorso weekend, si sono riuniti i rappresentanti delle associazioni sportive, culturali e sociali della vallata bellunese che non hanno mai smesso di lavorare per il Nevegalle. Abbiamo voluto lanciare questo messaggio simbolico dell'accensione dell'albero, ma più che sia stato l'accensione di un 2021 ricco di soddisfazioni. Un abete illumina la piana di Pianlonghi, oggi porta d'ingresso privilegiata per gli amanti del Colle Bellunese, fortemente legati al centro sportivo dedicato alla memoria del giornalista Paolo Valenti. Un albero di Natale in mezzo alla neve e ci ricorda un po' il fatto che anche dei simboli di Natale abbiamo sempre bisogno, sia a livello familiare sia a livello di comunità. Ecco, questo rilancio del Nevegal e questo rilancio di Pianlonghi ci dà un po' di senso di normalità, ne avevamo bisogno. Manuela Lanzarina, assessore regionale alla sanità, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, Giacomo Possamai, Partito Democratico, Fabio Crea, Fratelli d'Italia, Alessandro Manera della Lega, sono loro i protagonisti di Ring questa sera con Ferdinando Avarino a partire dalle 21:15, dove ci sarà anche l'esito del sondaggio che vi stiamo proponendo questa sera. Natale, meglio tutti in zona rossa, questa appunto la domanda e naturalmente l'esito a Ring. È tutto anche per questa sera, vi ringrazio, adesso le previsioni del tempo, buona serata. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Bentrovati al meteo.
Temporaneo stop all'inverno, anticiclone in rinforzo sull'Italia ma non senza qualche insidia. Il dettaglio di martedì 15 dicembre. Sul Veneto sarà una giornata con cielo molto nuvoloso, vedete, spesso anche coperto. Non mancheranno anche delle foschie o delle nebbie in pianura e nelle valli, in parziale sollevamento con il passare delle ore. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature stazionarie minime tra lo 0 e i 4 gradi, valori massimi invece tra i 7 e i 9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il tempo sarà stabile ma il cielo sarà in prevalenza coperto. Tuttavia non si escludono delle schiarite più soleggiate sui rilievi. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 9-12 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove lo scenario sarà lo stesso, con un graduale aumento della nuvolosità fino ad avere un cielo coperto con deboli piogge in serata. Temperature minime intorno allo 0-2 gradi, massime sugli 8-9 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Il talento è scintilla, il genio, fiamma,